Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati. Road to Udine 2013 è arrivata alla quinta puntata, siamo alla quinta giornata di gare, questo venerdì 31 maggio, oggi è la giornata dei quarti di finale, quarti che ammettono alle semifinali di domani, alle finali Under 19 d'eccellenza di pallacanestro maschile, la divisione nazionale giovanile, la NCAA italiana come la chiamiamo qui a FVG Sport Channel. Oggi i quarti di finale si giocano come al solito al Palafiera, il campo allestito nel padiglione numero 6 del quartiere fieristico di Torreano di Martignacco nei pressi di Udine. Ovviamente tutte le partite sono in diretta su FVG Sport Channel sia sul canale digitale terrestre, quindi 113 in Friuli Venezia Giulia e 189 in Veneto. Occhio, il canale digitale terrestre è visibile solo ed esclusivamente a nord-est. Tutto il resto d'Italia ha la web tv raggiungibile attraverso il sito internet www.fvgsportchannel.com. Le partite di oggi si inizia alle 15 al Palafiera con Umana Reyer Venezia contro Pallacanestro Moncalieri. A seguire alle 17 Stella Azzurra Roma contro Assigeco Casal Pusterlengo. Alle 19 andrà in scena il derby del Pallio Montepaschi Siena contro Virtus Siena. Alle 21 la chiusura di stasera sarà Unipol Virtus Bologna contro Comarch Bergamo. Dal girone di qualificazione le teste di serie che si erano qualificate direttamente alle partite di oggi erano Reyer Venezia, Stella Azzurra Roma, Montepaschi Siena e Virtus Bologna. Montepaschi Siena e Virtus Bologna sono le finaliste dell'edizione 2012, quando lo scudetto lo vinse proprio la Virtus Bologna. Dagli spareggi di ieri sera invece sono emerse Moncalieri, Casal Pusterlengo, Virtus Siena e Bergamo, che sono le squadre che si sono dunque qualificate in extremis attraverso gli spareggi per i quarti di finale. Facciamo un passo indietro, dunque andiamo a vedere quello che è successo ieri sul parquet del Palafiera. La prima partita è stata vinta dalla Assigeco Casal Pusterlengo sulla Bancasella Biella per 6-5-5-0. Partita nel primo tempo equilibrata, molto fisica, forse anche troppo. In sede di commento abbiamo criticato anche la coppia arbitrale che ha lasciato correre troppi contatti, non si è giocato a basket per parecchie azioni. Alla fine però ha interpretato meglio il match l'Assigeco Casal Pusterlengo, anche a causa di un calo brusco della Bancasella Biella nel secondo tempo, Bancasella che aveva Slanina non in grandi condizioni fisiche, quindi non in grado di incidere. Casal Pusterlengo invece con gli azzurrini Donzelli e Vencato su tutti è riuscita a allungare fino a 6-5-5-0 finale. Casal Pusterlengo che ha la seconda vittoria consecutiva dopo aver perso le prime due lunedì e martedì. La formula del torneo consente anche questo. A risentirci e arrivederci alla Bancasella Biella che contiamo di ritrovare l'anno prossimo, sempre qui alle finali nazionali Under 19 d'eccellenza. I due allenatori, quindi Carrea ed Anna, in conferenza stampa si sono spesi in lodi per i loro giocatori, quindi Carrea ha detto vittoria maturata dalla solidità difensiva mantenuta per tutti i 40 minuti di gioco. In effetti ha ragione, in attacco non è che abbiano segnato tanto i giocatori casalini, in difesa però si sono davvero superati anche per contenere tutto il talento offensivo di cui dispone la Pallacanestro Biella. Per Danna invece, tecnico della Bancasella, ha detto non abbiamo prodotto la nostra migliore pallacanestro a Udine, siamo andati in confusione e abbiamo perso energie dopo aver giocato un buon primo tempo, quindi gli allenatori confermano ciò che abbiamo appena detto. Nel tabellino tra Casal Pusterlengo e Biella, Casal Pusterlengo ha avuto 11 punti da Rossato, 20 da Pagani, 10 da Vencato e 18 da Giga Gianelizze, oltre a 11 di Donzelli, mentre nella Pallacanestro Biella ci sono stati 15 punti di Uglietti, 17 di Slanina e 14 di De Vico, sono i giocatori che sono andati in doppia cifra. Nella seconda partita degli spareggi di ieri pomeriggio al Palafiera ci è voluto un tempo supplementare alla Pallacanestro Moncalieri San Mauro per regolare la Armani Jeans Milano. 7-8-7-5 il finale dopo che l'overtime era terminato sul punteggio 70-70. Pallacanestro Moncalieri che si è giovata dell'apporto di Lorenzo Baldasso che ha segnato in tutto 23 punti oltre a canestri importanti. I canestri decisivi però alla fine dei regolamentari li hanno segnati Antonietti che ha piazzato da metà campo la tripla che ha forzato l'overtime e
negli ultimi secondi del supplementare è stato decisivo un altro canestro da 3 punti ad opera di Fiore, che ha mandato dunque ai quarti di finale la pallacanestro Moncalieri e rispedito a casa la Armani Junior Milano. Complimenti comunque all'Armani Junior, che ha messo in luce due giocatori dal sicuro talento come Amato e De Bettin. Amato, che è anche il miglior realizzatore della manifestazione, almeno per media punti fino a questo momento, e lo vedremo dopo. Moncalieri che dunque avanza ai quarti di finale. Nel terzo spareggio la Comarch Bergamo ha vinto contro la Vittoria Libertas Scavolini Pesaro per 5-7, 5-3. Una partita particolarmente fisica, non caratterizzata da grandi istinti offensivi. Per Bergamo ci sono stati 16 punti di Crippa e 7 del rientrante Flaccadori, che è tornato a giocare dopo l'infortunio di lunedì. Ci fa molto piacere rivederlo sul parquet. Nella Scavolini Pesaro invece 21 punti per Terenzi e 14 per Panzieri sono stati i due giocatori che sono andati in doppia cifra. Zambelli, tecnico della Comarch Bergamo, a fine partita ha detto: abbiamo messo molta grinta, la stessa che anche la Scavolini ha messo in campo. Complimenti a Pesaro, noi siamo stati troppo nervosi, ma a sprazzi si è accesa la luce e sono soddisfatto per questo e anche per la vittoria che qualifica gli orobici ai quarti di finale. Coach Calbini invece, l'allenatore della Scavolini, ha detto: non abbiamo i centimetri delle avversarie, è un problema, siamo abituati a opporci alle carenze fisiche con l'impegno, però quando si gioca sempre al limite gli episodi diventano fondamentali e alla fine gli episodi hanno premiato Bergamo. L'ultimo spareggio per la missione ai quarti di finale vedeva ieri sera il derby toscano tra Virtus Siena e Don Bosco Nestianelli Livorno. 89-53 il punteggio, non c'è stata partita. Già nel primo quarto Siena era avanti 37-12, per cui non c'è molta cronaca da fare se non leggere il tabellino, che dice che tra i senesi ci sono stati 16 punti di Bianconi, 12 di Sanges, 15 di Martino e 16 di Rovere, mentre nella Nestianelli Don Bosco Livorno gli unici a salvarsi sono stati in doppia cifra Mazzantini 14 e Artioli con 10. Coach da Prato, tecnico labronico, ha commentato a fine gara che non c'è stata partita ovviamente. Le triple subite nel primo periodo hanno fatto crollare le certezze dei livornesi, non ci siamo più rialzati. Dispiace concludere così la stagione dopo aver vinto il girone del centro Italia. Tra l'altro appunto Don Bosco Livorno ha battuto la Virtus Siena nella corsa nel girone del centro Italia, nell'interregionale, quindi Virtus Siena è stata capace di ribaltare anche le forze espresse nella prima fase della divisione nazionale giovanile del campionato di DNG. Coach Cini invece, il tecnico della Virtus Siena, ha commentato a fine partita dicendo che siamo stati bravi a entrare subito in partita e allungare nel punteggio e prepararci per un altro derby contro la Montepaschi Siena, che conosciamo bene, sarà un derby del Palio particolarmente acceso. Vi ripetiamo dunque allora, detto degli spareggi, il programma di oggi. Si comincia alle 15 con Umana Reyer Venezia contro Moncalieri, alle 17 Stella Azzurra Roma contro Casal Pusterlengo, alle 19 Montepaschi Siena Virtus Siena, alle 21 Virtus Bologna Comarch Bergamo. Sono questi i quarti di finale che qualificano le vincenti alle semifinali di domani. La vincente tra Venezia e Moncalieri giocherà domani in semifinale contro la vincente di Stella Azzurra contro Casal Pusterlengo. La vincente di Siena, del derby di Siena, giocherà invece in semifinale contro la vincente di Virtus Bologna contro Bergamo. Vi ricordiamo che la finale 2012 l'anno scorso è stata Montepaschi Siena contro Virtus Bologna. Staremo a vedere quello che succede. Abbiamo anche un po' di statistiche riguardanti i realizzatori. Nella classifica di merito, come detto prima, in testa a tutti c'è Amato con 19,3 punti a partita. Tra i migliori realizzatori del torneo ci sono anche Mazzantini, De Bettin, Baldasso, Bianconi e Candussi, tutti con oltre 13 punti a partita. Tra gli assist man il migliore è Cappelletti della Mens Sana Siena con 5 assist a partita. Bravi anche Grande, Tambone, Cucco e Giacomini di Pesaro. La classifica degli rimbalzisti è invece dominata da Giga Gianelizze con 12 carambole a partita, bene anche Slanina di Biella con 11,5 e Luca Antonietti con 11 rimbalzi a partita. Sono questi i migliori specialisti della graduatoria delle carambole. Per oggi allora è tutto. Vi ricordo che attraverso il sito www.fvgsportchannel.com potete seguire in diretta, in tempo reale, tutte
le partite in streaming, quindi godendovi proprio la partita. Sul stesso sito www.fvgsportchannel.com avete la possibilità anche di seguire al termine della partita la conferenza stampa dalla sala stampa del Palafiera, oltre ad avere a disposizione a portata di mano tutte le statistiche in tempo reale. Davvero ci stiamo superando per regalarvi le emozioni a 360 gradi di questa finale Under 19 d'eccellenza di pallacanestro maschile. Siete stati fantastici perché nei primi 4 giorni di gara di streaming sul nostro sito abbiamo ottenuto oltre 40.000 visualizzazioni, per cui un dato davvero quasi fantascientifico che ci sprona a fare ancora meglio. Da oggi quarti di finale effettivamente aumenteranno anche il livello di spettacolo, siamo sicuri che ci divertiremo tutti assieme da oggi con i quarti, domani con le semifinali e domenica con la finalissima. A proposito anche una chicca. Domani pomeriggio ci sarà a Udine Damian Lillard, la matricola dell'anno della NBA 2012-2013, gli faremo un'intervista che poi vi regaleremo anche domenica pomeriggio nel palinsesto di FVG Sport Channel. Davvero per oggi abbiamo terminato, vi aspetto dal Palafiera, il collegamento inizierà alle ore 15, 14.58, 14.57, insomma qualche minuto prima della palla a 2 di Reyer Venezia contro Moncalieri San Mauro e dunque vi saluto, ci vediamo dopo e con Road to Udine l'appuntamento è rimandato anche per domani. Ciao a tutti!